parla il ministro alla cultura Giuli. Oggi a sorpresa l'inaugurazione del ponte votivo della salute a Venezia è al posto giusto alla Fenice, dice, ma la polemica resta. Dopo la kermesse del centrodestra a Padova, tocca al centrosinistra di Manildo serrare le file in vista del voto a Mestre nel corso della giornata interventi di Conte, Renzi e Schlein. Giallo a Santa Maria di Sala, i carabinieri stanno indagando sulla morte di un uomo trovato nell'auto andata a fuoco nei pressi del cimitero di Caltane, un 65enne del posto. È stata depositata la perizia chiesta dalla procura per fare chiarezza sulla dinamica della tragedia in Laguna costata la vita alla 17enne di malcontenta Anna Chiti. La vicenda di Trentini ci sta molto a cuore, lavoriamo incessantemente per la sua liberazione, così il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oggi in Veneto non ci arrendiamo, dice, contatti continui. Aperto il ponte votivo che collega Riva Santa Maria del Giglio con San Gregorio, partono così ufficialmente le celebrazioni della Madonna della Salute venerdì, la diretta su Antenna 3 a partire dalle 9:45 del mattino. Buonasera, bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Il ministro alla cultura Alessandro Giuli ha confermato ufficialmente che sarà Beatrice Venezzi la nuova direttrice del Gran Teatro La Fenice. Sono parole chiare che rappresentano un'investitura ufficiale, molto di più di una semplice conferma, quella che il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli scandisce ai nostri microfoni, ribadendo che non vi sarà alcuna retromarcia. Beatrice Venezzi da ottobre 2026 sarà la nuova direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il ministro lo fa dal grande sagrato della Basilica di Santa Maria della Salute, a margine dell'inaugurazione del ponte votivo. Non posso non chiedere qualcosa sulla Fenice. Non posso che ribadire quello che ho già detto, e cioè che Beatrice Venezia è la persona giusta al posto giusto. Il ministro smentisce anche categoricamente le voci di un possibile dirottamento della direttrice nominata verso Trieste. Smentisco recisamente, anche perché le fonti non soltanto sono fidedegne, ma sono totalmente inattendibili e maldicenti. Senta, lei ha sentito Venezia in questi giorni? Io con Beatrice mi scrivo, la sento e ne percepisco la saldezza, la forza, l'equilibrio e l'ottima disposizione nei confronti della Fenice, che verrà presto ricambiata. Nella mattinata veneziana di Giuli, prima un incontro privato a Cacornè con il sindaco di Venezia Brugnaro, che è anche presidente della Fondazione Gran Teatro La Fenice, poi una veloce visita alla Basilica Cattedrale di San Marco, ricevuto dal primo procuratore di San Marco Bruno Barel, per ammirare gli ultimi lavori fatti. Sullo sfondo, sempre alla Fenice, la spada di Damocle della protesta degli orchestrali contro Venezia, che potrebbe nelle prossime ore mettere a rischio o condizionare pesantemente la clemenza di Tito, prima assoluta della stagione. Come ha ritrovato Venezia in questa giornata importante? Sempre meravigliosa, sempre più luminosa, in una giornata particolare, con un momento di condivisione comunitaria con la cittadinanza, con il sindaco, con tutte le autorità, molto molto significativo. Così dunque il ministro Giuli, ora subito però in diretta con la nostra Ilaria Marchiori da Mestre in piazzetta Coin, dove è attesa a minuti l'arrivo di Elly Schlein per sostenere di fatto la candidatura di Giovanni Manildo. Ilaria, a te. Sì, buonasera allo studio, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo qui in piazzetta Coin a Mestre e appunto, come anticipavi, in attesa dell'arrivo della segretaria Elly Schlein. Come vedete arriverà qui a brevissimo sul palco, questo per la chiusura della campagna del Partito Democratico. Tra l'altro probabilmente sta arrivando perché c'è appunto qualche minuto di ritardo. Sono già, eccola qui, ve la facciamo vedere che sta arrivando proprio in questo momento. Dovremo anche forse riuscire ad intervistarla prima che salga sul palco. Qui sono già arrivati i segretari regionale metropolitano Andrea Martella, Matteo Bellomo e naturalmente il candidato
candidato presidente alla Regione del Veneto del centro-sinistra, Giovanni Manildo. Ecco, stiamo vedendo che la segretaria Elly Schlein si sta abbracciando con la consigliera regionale uscente Vanessa Camani, ha abbracciato Andrea Ferrazzi e adesso invece Andrea Martella, insomma e ovviamente il candidato Giovanni Manildo sta abbracciando e salutando tutti i membri del Partito Democratico. Ci avviciniamo per l'intervista. Possiamo mettere davanti? No, ok. Allora, segretaria, le chiedo della nota di Fratelli d'Italia. Per loro la questione Quirinale è chiusa, per voi come Partito Democratico è chiusa dopo l'incontro tra Meloni e Mattarella? Doveroso il passaggio di Giorgia Meloni al Quirinale dopo l'attacco scomposto di ieri. La smettano di vedere complotti dove non ce ne sono e si occupino della condizione economica di questo paese con i dati della Commissione europea che purtroppo raccontano l'Italia come fanalino di coda in Europa sulla crescita. C'è moltissimo da fare per far ripartire l'economia. So che domani ci sarà un incontro sugli incentivi perché dopo il flop di Transizione 5.0 hanno tolto troppi soldi, adesso devono ritrovarli da un'altra parte. E bisogna lavorare tanto perché non si interrompano gli investimenti in questo paese, perché se si interrompono gli investimenti rallenta l'economia e anche l'occupazione, quindi c'è moltissimo da fare. Quindi su questo credo che continueremo a far sentire la nostra voce sulla manovra nonostante il governo ogni giorno cerchi di parlare d'altro. Segretaria, qui oggi lei è per la chiusura della campagna elettorale di un lungo percorso che avete iniziato ma soprattutto rappresenta un laboratorio. Sì, forza Giovanni Manildo, la coalizione più ampia di centrosinistra degli ultimi 15 anni, la più ampia che abbiamo costruito in Italia perché Giovanni ha già dimostrato di essere un ottimo amministratore che può far ripartire il Veneto. Forza, avanti tutta e andiamo a vincere. A presto. Scusate, non ce la faccio, mi stanno chiamando. Questa domanda la devi fare proprio qua. Sì, certo. Riprendiamo la linea dunque, grazie Ilaria Marchiori e Tommaso Migot che ci hanno restituito in diretta l'arrivo di Elly Schlein a Piazzetta Coin a Mestre. Noi andiamo con la cronaca, chiedo alla regia di passare alla cronaca. Siamo a Santa Maria di Sala per un giallo. I carabinieri stanno indagando sulla morte di un uomo trovato nell'auto andata a fuoco nei pressi di cimitero di Caltana. Ilaria Marchiori. Mi è arrivata la segnalazione da un cittadino che vedeva la macchina in fiamme intorno alle 7:30 e ho prontamente chiamato il 118, erano già stati allertati e il tempo di arrivare sul posto erano già presenti i pompieri e i referenti dell'Arma dei Carabinieri per vedere cosa era successo. Nell'area del cimitero di Caltana di Santa Maria di Sala infatti è stato trovato il corpo di un 65enne del posto all'interno di un'auto andata a fuoco. Vista la dinamica si sono resi necessari approfondimenti per verificare cosa sia accaduto. Il compito spetta alle forze dell'ordine intervenute sul posto che analizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sembra che questa persona deceduta sia arrivata all'interno del parcheggio del cimitero di Caltana e poi si vede sostanzialmente che la macchina ha preso fuoco dalle registrazioni. È un concittadino della frazione di Caltana e ahimè non era conosciuto ai più, quindi non sappiamo il tipo di personalità, insomma, se aveva delle problematiche e non mi sento di dire che era a conoscenza neanche dei servizi sociali perché abbiamo verificato se era un caso sociale seguito dagli uffici ma non corrisponde neanche a questo, insomma. Il sindaco ha rivolto un pensiero di vicinanza alla famiglia. Ha avuto la sensibilità di chiedere appunto ai carabinieri che se appunto viveva da solo la persona, è stata raggiunta la moglie dai colleghi dei carabinieri, insomma, per capire se stava bene e quindi l'amministrazione comunale si stringe alla famiglia e siamo davvero scioccati di questo evento.
Così insomma dalla cronaca, mentre è stata depositata la perizia chiesta dalla Procura per far chiarezza sulla dinamica della tragedia in Laguna, costata la vita alla 17enne di malcontenta Anna Chiti. Si attendevano e sono arrivati i risultati della perizia per fare chiarezza sulla dinamica del tragico incidente in cui nel maggio scorso ha perso la vita Anna Chiti, 17enne, scivolata in acqua alla Marina di Sant'Elena a Venezia. La perizia, chiesta dalla Procura, ha stabilito che il comandante poteva vedere quanto stava accadendo. Così Matteo Andriollo, uno dei legali dei prossimi congiunti della vittima, che assiste la mamma di Anna. L'ormeggio è stato errato e si è consentito che venissero eseguite delle manovre nel modo sbagliato. Il comandante era nella piena visibilità di dove si trovava Anna, di quello che stava succedendo e di Anna che è caduta in acqua, dove ci sono stati i trasportati che hanno inizialmente tentato e quasi sono riusciti a tirarla su, però dopo è stata trascinata giù da delle eliche che hanno impigliato la cima perché il motore non è stato spento dal comandante. A questo punto, trascinata giù, doveva essere salvata perché era mezzo metro sotto l'acqua, quindi la barca dotata di strumentazione per troncare la cima, ma non è stato fatto neppure questo. Non è riuscito il comandante, che pur si è tuffato in acqua, diamogli atto, ma non è stato fatto quel che si doveva fare. L'avvocato Augusto Parese, che segue invece il comandante dell'imbarcazione, replica così. Rispettiamo il lavoro che sta svolgendo la Procura veneziana e la Polizia giudiziaria per l'accertamento della verità e vedremo quali scelte strategiche intraprendere alla luce delle future risultanze processuali. In ogni caso, attesa l'estrema delicatezza della vicenda, indipendentemente dalle responsabilità processuali che verranno accertate, ci adopereremo affinché la compagnia garante per il natante addivenga ad equo accordo risarcitorio con i prossimi congiunti della vittima, assolvendo alla propria fondamentale funzione di natura sociale. Voltiamo pagina al ministro degli esteri Antonio Tajani. Oggi a Vicenza è tornato a parlare del caso di Alberto Trentini, giovane lidense da oltre un anno incarcerato in Venezuela. Sentiamo le sue parole. Stiamo facendo tutto ciò che è possibile per riportarlo a casa. Ci sono tanti italiani che sono detenuti nelle carceri, prigionieri politici, 2 li abbiamo fatti uscire, stiamo lavorando in una situazione difficilissima, basta leggere le cronache internazionali in Venezuela, faremo di tutto per far riportarlo a casa. Ad ogni livello, no? È uno degli argomenti sui quali siamo più impegnati. Così dunque le parole del ministro Tajani. Continueremo a monitorare l'episodio, la faccenda. La polizia locale, siamo ancora alla cronaca, invece ha denunciato per truffa un 28enne di origine nigeriana che si era presentato all'esame per la patente con addosso 2 telefoni cellulari, un modulo di connessione telematica, una microcamera nascosta sotto il maglione e all'orecchio sinistro un micro auricolare inserito a tale profondità che ha reso necessario un intervento medico specialistico per la rimozione. Invece Venezia si prepara a vivere una delle sue ricorrenze più amate, la festa della salute, il servizio di Lorenzo Maier. Venezia è pronta a rinnovare anche quest'anno la propria devozione filiale alla Madonna della Salute, a cui la città continua ad affidarsi anche a distanza di secoli, nei momenti felici e in quelli difficili. Festa di fede ma anche cittadina della tradizione. È stato inaugurato, alla presenza del sindaco Brugnaro, il ponte galleggiante di 80 metri che rimarrà allestito fino a domenica 23 novembre e consentirà così il passaggio a piedi diretto da Santa Maria del Giglio alla riva di San Gregorio e quindi alla Basilica della Salute. A benedire il taglio del nastro Monsignor Fabrizio Favaro, vicario episcopale e rettore della Basilica, delegato dal Patriarca Francesco, impegnato all'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani della CEI, patriarca che rientrerà in anticipo in città per guidare il pellegrinaggio della vigilia con 1 migliaio di giovani. Anche tutti i veneziani di terraferma sono affezionati a questa festa. Io non manco mai perché è una tradizione di famiglia, ci venivano i miei bisnonni, ci venivano i miei nonni, ci venivano i miei genitori, ci vengo anch'io. È una festa di speranza
e è una festa importante anche per quanto riguarda il concetto di pace. È una festa dei veneziani, una festa di Venezia, una festa importante e noi condividiamo questo momento come Guardia Costiera perché le tradizioni e soprattutto quelle religiose sono un punto di riferimento per tutti noi. Al taglio del nastro tante autorità cittadine, civili e militari, tra queste il prefetto Perlos, il questore Bonaccorso, il comandante generale della polizia locale Agostini, l'ammiraglio Marini, con il ministro della cultura Giuli, i parlamentari veneziani Semenzato e Speranzon. Non ci sono comuni all'interno del nostro meraviglioso Veneto che non contemplino la presenza di una Chiesa della Salute a ricordo di ciò che successe in particolare in questa città con 47.000 persone che morirono e che oggi invece drammaticamente rappresentano in termini numerici la quasi totalità dei residenti. Così dalla salute, mentre la Giunta Comunale ha approvato la delibera sul contributo d'accesso a Venezia per il 2026, previste 2 fasce di pagamento, 5 euro per chi corrisponde il contributo entro il quartultimo giorno dall'arrivo e 10 per chi effettua invece il pagamento nei 4 giorni precedenti l'ingresso in città. Il biglietto è richiesto sostanzialmente nei fine settimana di aprile, maggio, giugno e luglio. Con questa notizia di servizio si chiude il telegiornale di Venezia, grazie per averci seguito, le previsioni del tempo dopo la sigla e dopo edizione dei Treviso. Una buona serata a tutti, arrivederci.